Benvenuti a tutti a Lavoro in Corso, la consueta rubrica di Veneto in diretta per fare uno sguardo su quelle che sono le figure potenziali di candidatura agli ospiti che vengono qui a trovarci. Oggi diamo il benvenuto ad Alba Andrea, titolare di Vega Cars. Ben arrivato Andrea. Grazie, buongiorno a tutti. Facciamo questo gioco insieme Andrea. Si presenti a primo acchitto, come si descriverebbe alle nostre telecamere? Allora, io sono Alba Andrea, titolare della Vega Cars Spinea, è un'azienda che tratta il commercio di automobili, camper e biciclette, nello specifico un e-bike store. Certo, allora entriamo proprio nel vivo del nostro bell'incontro. Figure per l'assunzione, o meglio, quali sono quelle singolarità che potrebbero essere utili funzionalmente alla vostra realtà? Per quanto riguarda le assunzioni, essendo un'attività commerciale, le figure che ricerchiamo sono prettamente commerciali, quindi venditori, trattasi poi di camper o biciclette o d'auto, e qualche figura logistica per i vari spostamenti, le attività che si svolgono regolarmente in un concessionario. Certo, una preparazione d'anticipo, Andrea, mi permetto, è possibile che i candidati possano arrivare già preparati o possono concedersi una sorta di fase propedeutica all'inserimento con Vega Cars? Assolutamente, noi cerchiamo, le figure che cerchiamo sono entrambe, vuoi perché la figura con l'esperienza ci serva per partire già con l'attività, ma cerchiamo anche le figure da inserire all'interno dell'azienda perché abbiano il tempo classico dell'apprendistato, diciamo. Certo. Certo, da un punto di vista però del vostro mosaico, perché è ben nutrito, non si può anche dare un bello sguardo a quelli che sono i vostri clienti. C'è un profilo ben preciso di chi si orienta a voi per i vostri servizi o meno anche per i vostri prodotti? Allora, generalmente chi si orienta a noi è gente già inserita nel settore. Le persone più giovani, quelle un po' più ambiziose, che amano il mercato commerciale o pensano di potersi inserire all'interno del mercato commerciale, sono le persone che dove riceviamo maggiore richiesta, maggiori curriculum. Certo. Comunque noi li valutiamo tutti indistintamente, accettiamo di buon grado anche le persone, insomma, i neolaureati o i neodiplomati. Certo, certo. Anche è giusto dare una sorta di forma di qualità a quella qualità che è già presente dei vostri servizi. Quali sono, a suo dire, Andrea, i servizi di punta di Vega Cars? Il servizio di punta è innanzitutto il fatto di aver diviso l'azienda e di aver allargato l'offerta commerciale anche ai camper, alle biciclette, all'auto. Diamo la possibilità al cliente che possa ricercare un camper, che abbia una permuta di un'auto, che abbia una permuta di una bicicletta. Cioè, abbiamo ampliato questa attività commerciale per soddisfare il cliente non a 360 gradi, perché non lo si può fare, ma il più possibile per dare questo tipo di possibilità. Certo, possibilità che vengono anche garantite ovviamente, mi permetto Andrea, con la qualità e con la professionalità del vostro personale interno. Cosa direbbe ai nostri microfoni appunto come descrizione di chi lavora per voi già adesso? Allora, la qualità è sempre stata alla base della nostra attività. Noi partiamo dal concetto di qualità perché pensiamo che possa fare la differenza in un mercato molto aggressivo e molto concorrenziale di oggi. Quindi in tutta la nostra area commerciale è preparata per questo ed è formata regolarmente in base agli standard che poi cambiano completamente ogni anno in anno. Certo. Allora, ultima domanda prima di salutarci Andrea, ma la faccio così proprio diretta. Cosa significa per lei, cosa potrebbe significare per lei un cliente di Vega Cars soddisfatto? Per noi è tutta, la qualità è ciò che ricerchiamo e la soddisfazione del cliente è ciò che ci appaga di più. Lo dimostrano gli attestati di merito che regolarmente riceviamo dagli enti o dalle aziende con cui collaboriamo. Certo. Andrea, grazie per la sua collaborazione. La ringrazio, grazie a tutti. Per il momento è tutto, Lavoro in Corso, ci possiamo salutare e ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie a tutti, buona giornata.